Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, raccogliendo il grido d'allarme degli agricoltori, non solo quelli palmesi e licatesi, ma della Sicilia in generale, ha lanciato un accorato appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro Lollobrigida e al Governo regionale affinché intervengano per dare respiro a una categoria ormai alla deriva. Occorre agire con la massima urgenza, dice il sindaco di Palma Castellino, non c'è più tempo da perdere. Prodotto buoni e straordinari come il cantalupo di Palma e di Licata o l'uve tale, per citare degli esempi, devono essere sempre presenti sulle tavole degli italiani. La sovranità alimentare è indispensabile nel nostro paese prima che tanti agricoltori cessino le proprie attività. Avendo ascoltato e fatto mio il grido di dolore e di disperazione che proviene dal mondo dell'agricoltura, dai nostri produttori, dai produttori non solo di Palma di Montechiaro, ma anche di Licata e di tutto il comprensorio della provincia e della nostra regione, mi sento in dovere di fare un appello al Ministro Lollobrigida, che è persona sensibile rispetto alle tematiche che vivono i nostri territori e che ha a cuore, come abbiamo a cuore noi, la sovranità alimentare. Caro Ministro, abbiamo l'urgenza che si affronti il problema delle produzioni agricole del meridione, dell'Italia tutta e in particolare della regione siciliana. Vi è la necessità che il prodotto, un così bel prodotto, che rappresenta un orgoglio e un onore per la nostra terra, venga consumato in primis da noi italiani, per consentire al produttore stesso quel minimo di guadagno necessario che oggi manca e che sta portando in ginocchio un'intera comunità. Le chiediamo un semplice intervento. Dobbiamo imporre la sovranità alimentare nel nostro paese, nelle nostre mense degli ospedali, nelle nostre caserme, presso gli uffici pubblici, presso le scuole, l'obbligo di consumare il prodotto a chilometro zero. Solo questo servirebbe per dare ossigeno al settore. Una quantità enorme viene consumata presso le mense dei nostri ospedali, delle nostre caserme, dei nostri uffici pubblici e delle nostre scuole, che servirebbe da ossigeno immediato ai nostri produttori. E sappiamo quanto le sta a cuore questo tema e siamo convinti che questa sia la volta buona per tutelare le nostre produzioni e dare un aiuto concreto ai nostri produttori. Al contempo, quello che già lei ha iniziato è meritorio e noi la ringraziamo, ma occorre una campagna ancora più forte di promozione del prodotto italiano, a tutti i livelli, a livello nazionale e a livello internazionale, perché l'uva Italia, il nostro melone retato, le produzioni che la nostra magnifica terra ci dona non possono rimanere negli scaffali, non possono rimanere nelle celle frigorifere. È un crimine rispetto a una bontà così elevata e al sudore e al sacrificio di migliaia, anzi di milioni di lavoratori delle nostre terre che credono e combattono per produrre alimenti di qualità e tutelare il nostro territorio. Perché non dimentichiamo che l'agricoltura ha una molteplice funzione: da un lato produrre meraviglie come queste, dall'altro lato tutelare e proteggere il territorio. All'assessore regionale all'agricoltura e al governo regionale chiediamo un aiuto immediato ai produttori che in questo momento piangono lacrime di sangue. Hanno bisogno di un aiuto immediato perché qui vi è veramente un rischio di un dramma economico, ma adesso anche un dramma sociale e un dramma familiare. Oltre all'aiuto immediato economico va ripensata la filiera. Bisogna unire domanda e offerta senza inflazionare l'offerta stessa, che poi danneggia il prezzo e soprattutto, credetemi, noi dobbiamo essere, e lo siamo, lo è questo governo nazionale, lo è il governo regionale, lo è il governo di questa città, aperti al confronto e aperti al mondo. Ma questa apertura non può essere fratricida. Non possiamo noi, per percorsi strani, danneggiare
la nostra produzione. Quindi l'appello va a tutti i cittadini e anche al fruttivendolo di sotto casa nostra, affinché compri e offra il prodotto locale prima di qualsiasi altro, perché è il modo immediato per creare immediatamente una domanda rispetto a questi prodotti così belli, che non avrebbero bisogno di intervento se non fossero vittime di un contesto assolutamente assurdo. Per chi vi parla è il sindaco di Palma di Montechiaro, una comunità che per la gran parte vive di agricoltura, ma vale anche per Licata e per diversi comuni della nostra magnifica regione siciliana. Oggi siamo tutti con le lacrime agli occhi, perché aver visto l'Uva Italia crollare nel modo che sappiamo e vedere oggi il nostro melone retato in queste condizioni preoccupa tutti, perché l'allarme sociale è veramente elevato. La sofferenza degli agricoltori, la sofferenza delle loro famiglie, la loro disperazione deve essere ed è la nostra. E sono certo, anzi, sono certissimo che il governo guidato dal Presidente Meloni e il Ministro Lollobrigida, per quanto di competenza nel settore dell'agricoltura, non tarderà in queste risposte. Noi abbiamo bisogno che il nostro prodotto venga consumato in Italia e venga prodotto e venga promosso, perdonatemi, e venga promosso per come merita a livello internazionale. Noi abbiamo delle primizie, noi abbiamo delle particolarità che sono solo nostre e vanno difese in nome di quella sovranità alimentare tanto attesa.